sono i meriti perché Zaia sia stato deputato a fare il governatore della regione Veneto? Anche qua ogni tanto dicono le cose giuste e le cose vere e quindi ce le ricordiamo. Beh, intanto la loro concezione del potere di tutto il centrodestra. Io mi candido, la gente mi vota, la campagna elettorale non ha regole, si possono anche violare, perché tanto la campagna elettorale è quella cosa che serve perché io arrivi al potere e ogni mezzo è giustificato perché io possa arrivare al potere. La politica è battaglia per il potere e quando si è vinto non si è vinto per fare l'interesse generale, ma si è vinto per spartirsi il bottino, cariche, nomine, appalti, aiutare qualcuno piuttosto che qualcun altro. L'interesse generale passa in secondo piano, ma perché? Beh, gli elettori mi hanno scelto e quindi quello che io ritengo di fare è per forza la cosa buona e giusta. Perché? Perché mi hanno votato. Allora, la regione Veneto è stata oggetto di una spartizione a un tavolo nazionale. Non si è deciso in Veneto chi doveva candidare il centrodestra. Bossi e Berlusconi per equilibri nazionali, in un momento particolare in cui tra l'altro il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva bisogno del sostegno forte della Lega per i suoi problemi giudiziari. A quel tavolo, nonostante Galan abbia fatto tutte le vizie del mondo per impedirglielo e anche della PDL del Veneto abbiano fatto di tutto e di più, a quel tavolo però c'era il problema che bisognava spartirsi in qualche modo le spoglie del bottino e quindi si è deciso che la ragione degli equilibri nazionali voleva un candidato leghista. Quale candidato leghista? Neanche questo si sono scelti qua in Veneto. Bossi ha scelto Zaia e ha anche detto perché ha scelto Zaia, non perché rappresenti l'identità veneta, non perché sia il più amato dalla base leghista, perché forse in questo è più amato Tosi. Bossi ha detto: io ho un debito di riconoscenza con Zaia. Il debito di riconoscenza è questo ministro dell'agricoltura ha fatto una cosa importantissima per Bossi, gli ha permesso di pagare un debito elettorale che lui aveva da lungo tempo, Bossi, e cioè il debito dei famosi allevatori che avevano sforato le quote latte e che non si sono mai messi in regola, mentre tanti altri allevatori per bene si sono messi in regola, hanno pagato le sanzioni, hanno addirittura dovuto fare dei prestiti per pagare le sanzioni rispetto alle violazioni comunitarie. Però c'era un debito per Bossi da pagare e il ministro Zaia è il ministro dell'agricoltura che gli ha permesso di sanare il debito, le sanzioni degli agricoltori, degli allevatori che invece, seguendo appunto le promesse di Bossi, non si erano messi a posto. E quindi, facendo fessi tutti quelli per bene, Zaia gli ha fatto pagare il suo debito elettorale e questa è la ricompensa, il premio per un fedele uomo che lui metterà al governo del Veneto, ma che rispetterà gli equilibri nazionali, proprio perché è obbediente, e che rispetterà anche gli equilibri con la Lombardia, perché la Lega nel cuore ha la Lombardia prima di tutto, non il Veneto. Questo è quello che si candida a governare la nostra regione. Veniamo da 15 anni che non risolvono.